Certo che preoccupa. Ci sono attorno gente che è meno prudente, ecco. Si Quindi tende a sono rispettare seri. poco le regole, sì. Sì. E questo è un problema. Se la tendenza è quella di non rispettare le regole, probabilmente si ritornerà a quello che è successo insomma, qualche mese fa. Vedremo alla lunga poi i risultati del nostro, diciamo, del nostro essere un po' disattenti nell'uso delle mascherine oppure dei geli igienizzanti. Abbiamo gestito bene gli altri, gestiremo anche questo. Mi auguro che tutta questa esperienza finora ci abbia un attimino insegnato a gestire un po' meglio appunto questa emergenza e confido anche nei livelli sanitari del Veneto. Si approfitta di uscire. Si approfitta troppo e quindi è un po' il rischio continuo più di prima. Ecco. Sicuramente le persone tendono a non mettere la mascherina, a non rispettare le regole. Cioè, va bene stare vicini, siamo stati chiusi parecchi mesi e va bene, la mancanza fisica e la volontà di uscire c'è, però bisognerebbe stare un po' accorti, ecco. Non per noi, magari che siamo più giovani, ma per quelli più deboli sicuramente.